Cari telespettatori, ben ritrovati anche in questa serata con i nostri ospiti e le nostre tematiche di approfondimento. C'è un tema che è molto importante affrontare, spesso ne parliamo perché purtroppo, da un lato per fortuna che l'età avanza e ci sono persone che raggiungono ragguardevoli età, però purtroppo questa ragguardevole età in molti casi è accompagnata da decadimento cognitivo, da manifestazioni di patologia Alzheimer. Ma come si manifesta? È solo con la tarda età oppure è una patologia che potrebbe sempre più coinvolgere persone più giovani, e da quando in avanti? Quali sono le opzioni? Che cosa la società offre in supporto ai familiari dei malati di Alzheimer, a chi sta vicino, al famoso caregiver, e ai malati stessi? La scienza ha fatto passi in avanti oppure non ancora tanti? Insomma, sono tante le questioni aperte, non si finirebbe mai di parlarne. Io vi presento i nostri ospiti. Abbiamo il piacere di avere qui con noi il dottor Giuseppe Gambina, neurologo, referente scientifico di AFMA, l'Associazione Familiari Malati di Alzheimer, membro esperto tavolo nazionale delle demenze dell'Istituto Superiore di Sanità. Grazie di essere qui con noi, dottore. Abbiamo anche la dottoressa Cristina Palma, past governatore dei Lions, coordinatrice delle attività riguardanti l'Alzheimer. Grazie anche a lei. E poi Giorgio Soffiantini, ben ritrovato, vicepresidente dell'Associazione Familiari Malati di Alzheimer. Grazie anche a lei, nonché parente stretto di una persona che ha sopportato su questo calvario incredibile e ha scritto molti libri, peraltro, dopo ne accenneremo anche. Allora vorrei cominciare con lei, dottore, proprio per spiegare ai nostri telespettatori se c'è una differenza tra decadimento cognitivo, demenza senile e Alzheimer. So che per lei può sembrare banale, però tanti, parlando con diverse persone, dicono: ma c'è una differenza o no? Allora, il problema nasce da un fraintendimento, no? Perché quando si parla di demenza senile ci si dimentica che la dizione completa sarebbe demenza senile tipo Alzheimer. Di solito ci si ferma nella prima metà della definizione, si parla di demenza senile, immaginando e pensando a qualcosa di diverso dalla malattia di Alzheimer e proprio nell'intimo del cuore sperando che sia qualcosa di meno grave rispetto all'Alzheimer. In realtà è la stessa malattia, è la stessa malattia. È la malattia di Alzheimer. Quindi quando una persona dice è affetto da demenza senile, quella è la patologia, si chiama Alzheimer sostanzialmente. Sì, sostanzialmente sì. Se la diagnosi di demenza senile è stata fatta correttamente, ecco perché ci sono diverse forme di demenze degenerative che colpiscono l'anziano o anche il giovane, ecco, quindi partendo dal presupposto che la diagnosi è corretta, quando si parla di demenza senile in realtà si intende in esteso la malattia di Alzheimer, la forma senile della malattia di Alzheimer. Ecco, cos'è la malattia di Alzheimer allora? La malattia di Alzheimer è una malattia degenerativa che colpisce il cervello e che ha come elementi che noi vediamo che causano la malattia due sostanze, due proteine, no? Una si chiama beta-amiloide. Questa è una proteina che è una proteina naturale che produciamo normalmente ed è una proteina che fa parte della membrana cellulare del neurone. Tutte le nostre cellule hanno una membrana che è costituita da lipidi, e glicidi e proteine, come tutte le varie strutture. Questa membrana è una proteina transmembrana, ma è molto lunga, per cui ci sono delle forbici biochimiche che la tagliano, in maniera che rimane il frammento nella parete della membrana e le parti eccedenti che vengono liberate e vengono idrolizzate, quindi vengono eliminate in un certo senso, avendo fatto una loro azione. Purtroppo a volte succede che delle forbici tagliano nel posto sbagliato il prolungamento di questa beta-amiloide, per cui il frammento che si genera è un frammento che non è più idrosolubile, ma si deposita all'interno del sistema del cervello stesso. Si deposita al di fuori del neurone, interrompendo poi quello che è il contatto fra i neuroni. I neuroni, per poter parlare fra loro, hanno dei punti che noi chiamiamo sinapsi, sono dei punti di contatto virtuale. Questa proteina, depositandosi in questo spazio, impedisce ai neuroni di parlare fra loro. Quindi quella che è quella mirabile rete, no, complessa che abbiamo, che fa funzionare il cervello, interrompendo i contatti,
i circuiti neuronali sottostanti quei contatti lì non funzionano più bene. E quindi da lì cominciano poi i primi sintomi della malattia. Quindi la malattia comincia sostanzialmente come una patologia delle sinapsi, una sinaptopatia si dice, no? Però purtroppo quando piove non finisce mai di piovere sul bagnato, perché nello stesso tempo all'interno del neurone un'altra proteina che si chiama tau, per vari motivi, non sto qui ovviamente a dire perché, assume un atomo di fosforo in più, per cui non riesce più a svolgere la sua funzione e quindi porta a morte i neuroni. Cosa succede? Cosa fa questa tau? Per immaginare, noi abbiamo un neurone che contiene un nucleo, cioè sarebbe la centrale chimica dove vengono elaborate e prodotte tutte le sostanze. Queste sostanze poi devono essere trasportate all'interno del neurone fino alla fine per poter essere messe in quello spazio, come dicevo prima, sinaptico, per poter parlare con l'altro neurone successivo. Questi sono dei microtubuli, dobbiamo immaginarli come le rotaie di un treno, no? Le rotaie di un treno per restare ferme hanno bisogno delle traversine con i ganci che li tengono fermi. Questa proteina tau dobbiamo immaginarla come le traversine che tengono fermi i binari. Ora, se le traversine non sono più adatte, i binari cosa fanno? Si attorcigliano. Per cui quel carrello che trasporta i neurotrasmettitori non può più andare avanti e il neurone muore perché è ingolfato, perché non può più liberarsi di quello che produce. Quindi la malattia di Alzheimer è una malattia che il cervello viene attaccato a due livelli, all'esterno del neurone, quindi nei contatti della rete, e all'interno del neurone stesso, portando a morte del neurone. Tant'è che noi vediamo poi a livello delle neuroimmagini, oppure come si può vedere al tavolo anatomico, un cervello che è rimpicciolito. È rimpicciolito perché ha perso i neuroni e ha perso i prolungamenti che tenevano in contatto un neurone con gli altri. Pensiamo che ogni neurone ha 10.000 contatti con gli altri neuroni e abbiamo circa 100 miliardi di neuroni. Ecco, questa degenerazione avviene per cause ambientali esterne, è ipotizzabile, oppure è una questione di familiarità, genetica, o ci sono delle patologie che possono, o anche, non so, dico a volte l'assunzione di droghe in giovane età, che può in qualche modo poi intaccare successivamente? Allora, se noi escludiamo, cioè le forme genetiche, dove c'è una causa ben determinata, no? C'è un gene ammalato per cui la beta-amiloide che si forma è in eccesso, per esempio, no? Oppure è alterata per cui non viene tagliata bene o non si riesce a tagliarla bene e a fare quel processo di scarico, diciamo, di questi frammenti di proteina, no? Quindi, a parte genetica, è ben codificata, insomma, ci sono 3 geni, ecco, ma non stiamo lì ad approfondire. La forma invece che si chiama sporadica, no? Può avere una predisposizione genetica, ma non causa. Ma assieme a questa predisposizione genetica ci sono anche altri fattori che messi tutti insieme alla fine danno il là alla malattia. Quindi noi non conosciamo di fatto nelle forme sporadiche qual è la vera causa, se c'è una causa sola. A tutt'oggi sembra che la malattia sia una concausa, cioè l'intervento di più fattori a determinare l'avvio della malattia. Mi preme qui ricordare, perché può essere utile poi ai fini di una prevenzione, no? Perché poi bisogna parlare di questo, esatto. La componente microvascolare, che può avere un ruolo fondamentale nell'accendere la miccia dell'Alzheimer. Quindi una prevenzione che possiamo fare tutti dai 35 anni in poi è correggere e tenere costantemente controllati i fattori di rischio vascolare. Mi riferisco alla pressione, mi riferisco al diabete, mi riferisco al colesterolo. Tutte quelle cose che causano l'infarto, per intenderci, possono nel cervello, non tanto parlo del grosso ictus, ma parlo quei micro ictus da 1 millimetro, no? Che attivano questa poi produzione anomala di beta-amiloide e quindi possono innescare la malattia, non causarla ma innescarla. Certo. Quindi un buon controllo con uno stile di vita adeguato, poi se è caso lo approfondiremo,
può ritardare, se non evitare anche l'insorgenza della malattia. Ecco, lei ha detto anche evitare, che è importante. Sai perché le faccio questa domanda? Perché ci sono, adesso abbiamo i grandi anziani, però pochi hanno la fortuna di arrivare alla grande età, over 90, completamente lucidi. Ce ne sono per fortuna, però molti accusano questa patologia. I figli in molti casi sono molto preoccupati perché dicono: caspita, se l'ha avuto mio padre, mia madre, eccetera, molto plausibilmente potrei anch'io accusare questa sintomatologia, e arriverò alla loro età lucido e mi succederà dopo, oppure potrebbe coinvolgermi magari prima per i famosi fattori che subentrano nella genetica. E quindi questa è la problematica. Certo. Sì, sicuramente la predisposizione è un punto di partenza, è un punto negativo, diciamo, però se non ci sono gli altri, quindi se per esempio non abbiamo abusato di alcol, non abbiamo usato sostanze tipo psicotrope magari, sostanze varie che possono comunque attivare i processi ossidativi o di invecchiamento del cervello, se abbiamo avuto una vita intelligente, cioè uno stile di vita intelligente, quindi sano, la probabilità di sviluppare un Alzheimer può esserci, ma magari mi verrà a 95 anni, a quel punto mi interessa anche poco. Certo. Ecco. Quindi noi possiamo fare molto per ritardare o prevenire l'insorgenza di una malattia degenerativa come in questo caso. Questo che lei sta dicendo è molto importante perché è un messaggio anche di speranza per quanti hanno questi timori. Dopo però andremo su un messaggio che non è tanto di speranza, perché si parla anche di giovanetà, patologie di Alzheimer, quindi vedremo anche di aprire. Dove lì la componente genetica è molto più evidente. E quindi lì purtroppo se si nasce col gene sbagliato non ci si può si nasce già sfortunati, voglio dire, ecco. Io ricordo il paziente più giovane che ho avuto io, aveva 33 anni ed era già abbastanza grave, quindi lì è una forma genetica ma anche molto aggressiva. Però al di là di questi aspetti la forma giovanile che interessa queste persone giovani è più problematica, no? Perché pone dei problemi a livello della famiglia diversi rispetto che avere un nonno ammalato di Alzheimer, perché queste persone giovani di solito sono persone che hanno famiglia, che hanno figli e che hanno ancora bisogno di quel genitore, e questo genitore avrebbe bisogno di lavorare, no? Per cui tutte le ricadute sul lavoro, sul demansionamento oppure sul licenziamento, e quindi una famiglia si trova senza un reddito, magari con la mamma part-time, cioè, quindi è particolarmente problematico, e dal punto di vista della copertura sociale per questi ammalati siamo completamente, come dire, all'anno zero, perché finora si è cercato di fare molto per malati, diciamo, anziani, perché sono numericamente molto più rilevanti, ma manca tutta una legislazione. Per esempio, nel momento in cui devono istituzionalizzare una persona giovane, non ha tutte quelle procedure che sono state attivate per gli ultra 65 anni. Quindi c'è anche il problema di riuscire a metterli in casa di riposo quando è il momento. Quindi manca tutta la legislatura di tipo sociale di accompagnamento a questi ammalati. E qui entra in gioco, dopo ne parliamo ancora, parliamo anche di eventuali cure se ci sono dal punto di vista farmacologico. Qui entra in gioco il terzo settore, quindi volontariato, l'associazione, e leggi, se sono leggi sufficienti, quindi l'attività che anche svolgete voi, avete svolto. Cominciamo con le associazioni, dopo senza nulla togliere, dottoressa. Le associazioni di volontariato, cioè in modo particolare lei è vicepresidente dell'Associazione Familiari Malati di Alzheimer, fanno moltissimo. Ci sono per fortuna sul territorio, nelle varie province, ognuna ha un nome diverso, a seconda poi degli ambiti come si sono sviluppate. Danno una mano? Sì, assolutamente sì, sono abbastanza diffuse sul territorio e sono dei punti di riferimento importantissimi, perché per esempio i corsi di formazione e informazione per i familiari dei malati di Alzheimer sono proprio queste realtà che li fanno, che li eseguono, più che le aziende sanitarie. E sono associazioni che poi gestiscono diurni, gestiscono caffè Alzheimer, sono dei riferimenti per i familiari, possono trovare supporto psicologico, possono trovare il supporto e i consigli del neurologo, dell'educatrice, delle persone che fanno parte di questa associazione. Quindi ci sono professionisti preparati all'interno di queste associazioni? Sì, la maggior parte sono volontari per ovvi motivi, insomma, però sono persone, per esempio nella nostra associazione,
Ci sono persone che ci stanno, come il dottor Gambina, come referente scientifico da più di 30 anni, insomma. Complimenti. E quindi anche psicologhe che sono lì da più di 10 o 15 anni e che hanno coltivato quindi un'esperienza assolutamente notevole. E quindi ecco, anche col servizio che abbiamo messo in piedi all'inizio di quest'anno, Pronto Alzheimer, no? Una persona che ha un problema, che non sa come dove sbattere la testa, ha un telefono di riferimento, questo da noi a Verona, dove può chiamare e avere delle risposte, delle indicazioni, perché le famiglie, giustamente, fino a quando non gli capita questo problema addosso, come è stato anche per me, non ne sanno nulla. Ma infatti per quello che cerchiamo tanto di informare, e anche il medico di base, tutto sommato, non sa dare grandi indicazioni, quindi non sanno dove sbattere la testa. Oltretutto ieri parlavo con una signora che mi ha tenuto al telefono un sacco di tempo, dice noi non abbiamo neanche il medico di base, non sappiamo come diavolo fare. E quindi diventa ecco, lei ha toccato un aspetto importante. Chiedo a lei, dottore, visto che tra l'altro membro esperto del tavolo nazionale delle demenze, è in quest'ambito qua, medico di medicina generale, ma vista la grande quantità di anziani over una certa età e quindi il dilagare necessariamente un po' di questa patologia, sappiamo che è un problema importante, istituire una figura di riferimento per le famiglie, per il malato stesso, per chi consapevolmente inizia ad accusare a 80 anni, uno ormai non è anziano a 80 anni, insomma è anziano però potrebbe ancora occuparsi delle attività normali, lavorative, accusa dei sintomi, si accorge che non ricorda le cose, insomma dopo ci dirà lei la sintomatologia, e avere un riferimento medico, oltre al medico di medicina generale. Sì, a chi si può la legge rivolgere? prevede, e sono istituiti in tutta Italia, si chiamano CDCD, Centri per il Decadimento Cognitivo e Demenze, cioè ogni ospedale... Cioè deve andare in un CDC? Uno deve andare in questi centri? Sì, sì, perché lì trova le persone esperte, quindi trova il neurologo o il geriatra a seconda di come sono Però organizzati. è impattante la cosa, psicologicamente. Ma pare che non si chiamano Alzheimer, si chiamano centro decadimento cognitivo, quindi quell'aspetto di stigma, no, che può suscitare la parola Alzheimer, anche per il malato stesso mi porti al centro Alzheimer, anche se bisognerebbe superarli, perché una volta dire una parola tumore creava angoscia, brutto male si diceva. E si facevano vari scongiuri. Ora dire vado in oncologia non crea mica più tanto. Purtroppo non è così. Se la gente ne ha bisogno, chiamalo come vuoi, ma quello è il problema. Insomma, comunque si chiamano CDCD, sono dei centri che sono in ogni USL, insomma, in ogni azienda. Il problema è che, come tutto il sistema sanitario, quindi ci sono tempi d'attesa un po' lunghi, diciamo, ma che comunque questi centri, CDCD, ho perso il microfono. Sì, lo tengo in mano intanto. Questi CDCD prevedono appunto una presa in carico della persona, quindi non è solo fai la diagnosi e vai altrove, fai la diagnosi e poi qui trovi il momento anche per tutti i vari altri bisogni che necessitano, quindi esistono questi centri, ecco. No, questo è importante. Necessitano semplicemente che il sistema... Allora, adesso questi CDCD hanno trovato dei fondi perché vengono un po', perché fino a qualche anno fa non c'erano dei fondi, quindi adesso ci sono dei fondi che lo Stato mette a disposizione dei CDCD per organizzare al meglio dalla diagnosi all'assistenza. È un percorso ancora lungo, i fondi sono molto limitati, ma piuttosto che niente, ecco. Però c'è già un passo, come dire, importante che viene fatto per aiutare le famiglie. Benissimo, prendete giù nota, ci sono questi centri, rivolgetevi senza esitazione, senza stigma o pregiudizio. Andiamo in pubblicità qualche secondo, restate con noi.